onore per me essere qui. La vita di Palio è stata uno degli aspetti più significativi della mia gioventù e in seguito anche della maturità, anche se non sempre sono stato continuo nella vita di Contrada. Essere qui è un qualcosa che in qualche modo appaga un desiderio che penso ognuno di noi in qualche modo per questa carica o da altre nutre. Mi ricollego alle parole di Franco, il vice sindaco, per unirmi anch'io per un saluto a Alessandro Conti, perché la situazione chiaramente, se non lo vede qui presente, vuole dire che lo sta impegnando seriamente. E quindi il mio augurio, e penso l'augurio di tutti, sia una cosa immancabile e la stessa cosa la rivolgiamo anche al sindaco, perché anche lui chiaramente ha caldeggiato moltissimo questa presentazione, ce l'ha proposta. Noi come magistrato ma anche come Contrade l'abbiamo accettata di buon grado, perché oltre a essere un riconoscimento al merito all'artista che ha prestato la sua arte per la realizzazione del cencio, è anche un'occasione importante per tutti noi, quella di riavviare la macchina del Palio, quella di riavviare la vita delle Contrade in una forma ufficiale. Ci sono tante cose che vi vorrei dire. Vorrei ringraziare innanzitutto chi in queste ore ha dato un contributo fondamentale alla realizzazione di questo evento, di questa cerimonia, da figure istituzionali delle Contrade, priori, capitani, i difensori, al responsabile, attualmente responsabile per quanto riguarda il corteo, Marco Buoni, delegato da parte del magistrato delle Contrade, ai privati come chi ci ha prestato la disponibilità dell'amplificazione, alla stampa che è presente, agli assessori che ci hanno dato una mano nel nostro percorso. Abbiamo affrontato una prima fase di vita da quando ho avuto la fortuna di essere nominato e insediato all'interno del magistrato delle Contrade, ricca di temi e argomenti importanti che riguardano aspetti fondamentali per l'organizzazione della vita del Palio e delle Contrade. Devo riconoscere un merito fondamentale e importante ai difensori che hanno in qualche modo saputo affrontare questo percorso con una serietà, una trasparenza e un atteggiamento sopra le parti fondamentale. La stessa cosa devo riconoscerla nei presidenti e capitani, che negli aspetti fondamentali del regolamento che siamo andati a proporre modifica hanno dato il loro apporto significativo. Concludo i ringraziamenti con le ragazze che sono le addette al corteo, sia quelle delle rispettive Contrade sia quelle del magistrato delle Contrade, che a rotazione si alternano e che quest'anno hanno come incarico delle rappresentanti della Contrada del Coro. Sono state bravissime. Io credo che la loro presenza non è una presenza di secondaria importanza. Gliel'ho detto in più di un'occasione, credo che tutti noi abbiamo una necessità fondamentale, quella di dare un apporto significativo alla vita delle Contrade. Voglio rubare una frase a uno statista, a un grande presidente americano, che in uno dei discorsi più famosi disse alla nazione che non era quello che la nazione doveva aspettarsi dal governo, ma era quello che la nazione avrebbe dovuto e potuto dare al governo. E la stessa cosa ve la chiedo e ve la rivolgo a tutti voi presenti, che ringrazio per la vostra presenza. Avete tutto il diritto di chiederci, sia come magistrato che come responsabili delle Contrade, di dare. Ma è una cosa importantissima, una cosa a cui io credo sia fondamentale per la crescita e diciamo, il miglioramento di tutti gli aspetti della nostra vita di Contrada e di Palio, quello che voi potete dare a noi. Avete l'obbligo, il dovere di stimolarci, di darci tutte quelle stimolazioni, quelle indicazioni, quegli input che ci potranno essere d'aiuto per migliorare nel nostro percorso, nel nostro cammino.
E quindi niente, vi ringrazio perché essere qui in una giornata che è tanto di sapore marino, nel senso che molti avrebbero potuto scegliere un'altra locazione, un altro passatempo, vuole dire che il Palio è anche questo. Palio è tutte queste persone che sto dietro, quelli che ci rappresentano, che vi rappresentano e che saranno gli artefici del 18. 18 che, come avete sentito, l'amministrazione ci sta garantendo da più tempo che si correrà, in qualsiasi forma, ma si correrà. E noi dobbiamo essere pronti per questa cosa. Voi che siete le comparse che ci rappresentate, voi che siete i popoli delle nostre contrade, il popolo di Borgo, il popolo di Castello, il popolo di Coro, il popolo di Voltaia, sono in ordine alfabetico ma non di importanza. Siete voi l'anima della festa, siete voi quelli che dicono cosa si deve fare e cosa bisogna fare. Noi siamo gli strumenti delle vostre sollecitazioni, mi ripeto, stateci vicino, aiutateci in questo percorso, perché questo l'ho già detto e mi risentirete dirlo in tante altre occasioni, questo è un anno punto zero, non ha importanza 1, 10, 100.000, ma un punto zero. Possiamo riaprire o continuare a leggere il libro del Palio per come è stato e possiamo anche aggiungere dei capitoli nuovi, delle nuove pagine, e quindi renderlo ancora più bello, più fruibile, più vivo, più nostro. Vi saluto.